Salute a tutti e benevenios a questo appuntamento in Paragular Notas. Oggi sono contenta meda a beru ca questo legame forte a strintu meda che amusu in sa musica, sa paragula, sa letteratura, sa poesia. Oggi namuschi la pompiamo da intro, da esas intrannas, a capo un ospite che a me m'aggradi meda, una femmina, che in sa paragulas e che in sa nottas è proprio valente meda. La la. E dunque sa vos presento Rossella Fa. Penso che non ha bisogno di per una presentazione, difatti sì, che la colamos questa parte della presentazione. Sì, che invece devo che arrivo a vedere che in te proprio de custa de custo che de su chi va che stue che promene tu esese canta historias e pesso a su chi vini canta storie, no? Proprio si storia mogende da esos tempos anticos pensamos a uno che penso che conoscan tutto che è Omero, no? Ma è dopo connoto come te sei antica a me da te oramai no? Bravo giovane oramai si viete non potremmo manco una resar favola e che contavano chissà sparagolas, chissà musica, chissà voce, chi incarchi strumento. E sa gente quando los ascoltava barrava ta bocca aperta, che contavano stories, ma no stories che non fini ligadas a sa vita vittiana, ma stories che totus podiano comprendere e che totus si podiano per impersonare, no? Certo. E tu va che scusto, no? Chissà musica, chissà sparagulas. No, è esattamente questo che su che faccio io. Io sono questionata delle cose che succediano. Praticamente non viviamo i telegiornali, certo. I giornali, le cose, la radio e io sono meta di questi cantatori si canta storie proprio giranta voi sbidda in Sardegna pure certo. In Sardegna pure sì. Contai mancai sconto su de dibattimento su conto d'esame in cantone d'esame ci viano a noi in zona 2 in su Noresu in Capitano non riuscivo che ci vianta questo però in Cavesusu due vianta cantando questa canzone d'esame con tanta tutto il fatto su che gente boccia, pivello su che si traianta e tutte queste cose. Da un noi che va su proprio gusto narauso. Da conto su in suo primo traballo che ha provato e si reaba ha contato il sconto su che mi naraiaia del suo tempo passato. Da quando avevamo vitichedda, da quando vivevamo in Bida, da quando vivia Issa, iaia mia, in Bida sua, che via San Niccolò Gerrei. Come intendai, da un punto di vista linguistico, è un misturamento. Questa questione, pago che Masurde, su casa di Masurde, pago che Cagliaritano che vive in Castello da 40 anni, pago da gusto di Iaia, e dopo vivo 10 anni a Oristanzi, è tutta misturata, ma non mi frega nulla. No, ne oso de supporre chi sa limba conta si storia nostra. Sa limba che va vedammus contano de su chi semus, de su che abbiamo fatto. Questa è una cosa che secondo me è bello, questa è una ricchezza, no? Certo, questa è vivi di sapore. E si tocca dalla sai andare commentando a integrare pure tutti i suoi su noso che arrivano su computer. Ti dobbiamo rendi apposta, no, non lo posso serrare su giovedì elettronico, lo devo serrare su computer, perché se no la gente non mi comprende. Che ando a mi comprare, no, buongiorno, ma da praia a te uno giovedì elettronico mi castia come te nai, ma te sei, ma chi ti dici che deve sto furia. Non fai, ti tocca a certo. Chi si odi, si chi a questionare su Sadro tocca da integrare le cose. Ma anche di ingresso, ma anche di questo puro. Tutto questo purismo mi pica da vago a tontesa. Ma vinza come su mondo è scambiato.
Non possiamo pensare di vedere la lingua che va a vedere Iaiamea o Iaiumeo, vitu un altro mondo, e dunque sconoscia un'altra maniera di narrare, di vacere. Noi siamo entrati in una modernità e chi in paragola schissor e chi in cosa schissor mancari. No aiana e dunque cussu va chimus, la lingua viva pro cussu, certo. Che si va a vedere in cada tempo si modernizzata e su bello escusso, ma italiano pure, non è che capita pezzi prosusato. Dunque, non è che usare una lingua particolare, è che a tutti usate la lingua, e che a tutti usate la lingua si modernizza e l'importante sta a vedere, alla mantenere viva e dunque sa prima cosa è scusta. Però tocca lavoro a non si attenne a luogo questa cosa che noi siamo una popolazione bilingue. È sta vero. Santi imparao a questionare italiano e santi now che s'usato via legge. E mo s'usato è troppo rogo e s'italiano baba non mi piace bruso. Noi siamo bilinguas e dopo questionare tutte e due. Poi furriai a fare cresci proprio, a vivi sempre de bruso, s'italiano e s'usato. Pari dignità. Questo è la prima cosa. Ma finza in prudes italiane e desusardo possiamo far vedere l'inglese, il francese, il tedesco, che le si sia lingua andrà bene, si va a vedere. È sempre una cosa bella scrivere lingua. Chi hanno detto Natalina in suo mercato di now in tedesco Guten Morgen e di now donna mi su va in tedesco, questo non mi comprendi, ti comprendi? Depende che sia su chi certo, lingua mamma, lingua babbo su chi è. Noi su lingua mamma e lingua babbo. Già, sta vero. Questo lo dobbiamo narrare. No, ma di fatti noi sì. Problema non damo su, in sul senso che oramai si chiariamo che questo sardo si va a vedere, andate ad annantisi, sospor minores cominciano a lo a vedere, l'apprezzano, a malavozza dobbiamo entrare in questa modernità, che sa l'imba pure, sì, no. Certo. Ci sono una cosa che mi ha dato una mega soddisfazione. Una volta mi ha bussato vicina di Domo Mieno in Castello e mi ha detto una cosa che sa maestra di scuola su più su e di imparare una canzone mia, una canzone cosa mia, sa soddisfazione. Da 40 anni, no? E si diventa tutto infocato di via Praga questa cosa, no? Certo. E questa musica mia non riuscivo a ma Praga spicciocare su it, così vabbè, la sto per di questa cosa. E si diventa fatto questa cosa troppo bella. E se amica mia, dai, scoviavo come ti vianta in domo con i altri amici, c'erano da scuola studiando impari, no? E vianta questionando questa cosa che non si comprendeva. E dannao, ma i tasesi questionando, cioè, i tasesi non rende che non si comprende nulla. No, se si questionando in sadro, dannao, si dice che, ma come in sadro? E vianta tutta mesturando di cose, sa comprendo? Vi giocare su, nasce in castello, che non ci hanno questionare nulla di sadro, e si fonti vostri a utilizzare le parolette, no? Di questa canzone cosa mia poi si entrare in solo e si nasce cose in segreto no poi non vai comprendere a sua mamma troppa soddisfazione troppa soddisfazione secondo me la musica è in portumano pro Zalimba pro Susardo che è scommente quando vi minore noi che nos imparavano queste poesie a memoria, no? E sono cose che a borta non le ammentiamo galuoie, chi siamo, insomma, in conch'io scommente no? Dunque, se imparare le cantoni di sardo, che renare scritture deppe speri comprendere, anziché su testo, se lo va che si in scuola, ti li sprica, natinana. E dunque, questa maniera di imparare su sardo, ormai li schimusu. È una bella maniera, sospizzinoso, sono contento, si spassiano e in prusu è una bella soddisfazione per, ecco, come Tarnotto è che sospizzinoso imparano a far vedere su sardo per in una città come te Castello, ma oramai pruso anche in tutto questo sospizzinoso, franco, in carchivida, su sardo noi che lo praticano a meda e no, dunque in zona nostra Spuru come sempre dei prusu e sospizzinoso lo va a vedere e questa è una bella cosa e tanto di ottinaro bidu chi se mi fa vedere de paragola de musica de testo come tocca all'intendere una cantone no?
Oggi mi tocca, dai. Dai. Ti canto una canzone, no, si seria Vergine. Come ti è dedicata a... È uno spin-off, Narauso. Questo voi non riesco come te ne uno spin-off. È uno spin-off dessa canzone de Nostra Signora sa cosa papai. È un'altra invocazione. Sì, è un'altra invocazione. Poi gusto su chi, sicuramente Nostra Signora sa cosa papai, fai grazia per gusto su chi tiene problemi con l'alimentazione, no? E tanto questo è poi sa gente che papà troppo. Quando vi che di papà troppo. È scordata, ma non gli fa nulla, tanto non gli fa nulla. O di mandare sa grazia a Nostra Signora sa cosa è papà. Si debba andare in cosina e cosinai, si debba andare in cosina, si debba di pregare a lui una candela a Nostra Signora. Poi da Nostra Signora si deve a lui sa candela, deve andare in cucina, no, può dimandare sa grazia e a lui sa candela beneita. Mi raccomando che sia beneita. Si immaginetta di Nostra Signora si può divulgare in su sito mio, cosa mia in internet. Lui è proprio, si immaginetta con suo dirigello di AIC, tu cliccasa e ti da poi scaricare in PDF, Naraus. Se no non vale. Prego? Se no non vale sia lui che sa candela che sa mazzinedda. Biccherette ambarduasa. Aggiudata. Che tu non tenis mai gane papai o chissà mova dia tue cose coru noi su te saprei più non ti confondis mai cagisi non Nostra Signora non comprendi te si intregu comprendi cioè può ogni cosa che devi domandare a Nostra Signora devi vai saprei più che lui srevidi, eccetto. Può dimandare questa grazia, poi papà e pago, srevidi sarebbe cosa sua. Mosi now. Però andava innanti con questa canzone. Ma chi tu i papà stroppo, sa megino altra ancora, tocca ad andare susato a pigaieda. Comprendi? Deve andare susato a pigaieda. E te, eda, sa bietola. Sabietola era selvatica, da pesivigare in usato. Questo è sul rituale narauso. Da pesanda è usato a pigaieda, vuota sagida coida con lui a San Gioin e papendida canta questa canzone. Comprendi, Asi? Tu andas in usato, pigas a seda, da depsigoi con Ollu è a San Gioin, d'uscisi te a San Gioin, ti do un deo te a San Gioin. San Gioin è sallo selvatico. E questo vai i sfoligeri a lunga 10 e preno in tutto su usato e preno di a San Gioin. Porta e fai i spuntigeri, i sfoligeri su lungo su 10 con questo gigligerzo bianco, ma bello, belligerzo, troppo bello. Appara linammo noi. Appara. A San Gioin si dice in capitanesimo. E fai di una conchiglia di allo, ma piti che da dire di aici. Ma buona, è delicato, non è votti come ti sa lui che si comprano, no? È delicato, e fai bene. Quindi da Vigasa, da Vaisi con Ollo a San Gioin e ti da Vappasa e commenti se spappendi, devi cantare Sabrevio giusto, che è a forma di canzone, fatto. Però se lo faccio a posti, si dai, questa canzone, che se no... però lo che rimusi schire se no non funziona, né sa candeledda né... Lo faccio in mo? Io, dai. Questa canzone è questa.
devi cantare e papà impari. E leggi, dicevo, che quando uno canta del papà, da tutta questa cosa, e leggio, tu fai a so in cucina, conto tu, no? E canta, Vergine, a tu, però con devozione, non è di aici a cantare e basta, no, con devozione. Vergine, a tu intrego s'anima mia. Appu sbagliato. Vergine, a tu intrego s'anima mia, che si intendi sbuide a recheta da prenai, e mi fai gioco s'anima. Non si brusita vai e tengo sette gana de papai. Vergine, tu che sei luminosa, sempre con devozione, no? Tu che sei luminosa, si cauangana, non ti pica po' de bada. Iscrara mi sakia, mosta mi te sabate anima. Chi si intendi sbuideo e prenada, Vergine, questo mo proprio devozione al massimo, proprio. Vergine, tu pregunto sa grazia, mudami questa gana in altra gana, e sia da su chi sia, manca e gana de traballai. Basti che non sia gana cosa amava. E certo, basti che non sia gana cosa amava, certo, Cade in giù di moria, caduci papà, che già matripa chi ci posa cose papà. E certo, chi papà sta troppo, babbo, mancai. Sta trippa puro, certo. E tutto questo con convinzione. Tu fai un'altra società con una variga ottasa. Una variga ottasa. E tu a sapere che questa sensazione di sbuidura in suo stomaco ha da passare. Poi questa sbuidura in stomaco è sbuidura s'anima. Comprendi, Masi? E sa Vergine Nostra Signora, di questa cosa papà, aiuta sempre. Oh, questa se non resa cose papai. Ti piace? Deo come ando a su internet, mi inchirgarri cosa mazzinedda, mi la ponzo, ando chissà candela, mi la beneicheri, se no non funziona. E a paffà che scusta cosa, l'unica cosa che forse non resesso è andare a boddire sapere agreste, cussa vorzisi. Sta zicchedetto, ma vinza sapere agreste in campo. Va, se li toccano da confondi con questa tra e ricetta strana che è meta pericolosa. E dunque, però è una cosa che già andare a ticchircare, sapere, zappara e tutti che e manicare di che colata di sicuro, No, ti fai una bella camminata in Susato e ti su vammini giusto, comprendi? Come vi provo? Poi t'appannarrere. No. Dunque, a Munnau chi tu è contasa. Ascontau de so scontos anticos o chi ti va chi a tua chi prima il primo sì chi prima secondo me si contava de prusu vero cioè finza a soriaio so contavano de prusu forse hai un prusu storia da contare rispetto a sorde oie non disco e no in moi spiccio ok su vunti con sta televisione con suo telefonino con suo iPad con suo computer con tutto queste cose c'è tu che
Deu non sei critichendi i telefonini e tutte le cose adesso oramai non tecnologia. servi, No, dai. non fai nemmeno, questa rivoluzione, questa certo. di 10. Prima con tanta de brusi perché non ci viene tutte queste cose su Megamma cante su voi tavadia sta e ti vonia sta contare e iaia si contate sconto se mamma pure no? Sta bene fitto un altro tempo però sì, certo. Fi bello che contavano cosa sa babbo e mamma e zia Armero mi contano che iaio mio contava cosa de timere loro fa chi a timere. Certo, poi ti spiccioccardi ti pregi sempre a timi adendi proprio su a pingiumpanelli, vero? No? Tanto noi non si voniata è contata tutto conto de spiritamini, de duennas, de fantasmas, de cose, de presenzias, de cose. In domo mia lui è in domo mamma. E lui è uno sprigo antico, ci ha provato fin su una canzone. Su sprigo con San Rosa si dice. È uno sprighiceddo antico, bello. È naranta che dogna scante annos si sbrigata in nia uno fantasma, una presenza arrivata con quest'uomini e dubbidianta scetti viccioccheddas e bagadias mesus pollincas che andanta in nia a si castiani su sprigono e bidianta gusto uno giovane mornieddo con i baffos i vestiti eleganti con sa zucchera e seda quindi vestiti eleganti a s'antica proprio con su cappello posto in nia e si castiata in su sprigo come tannai prima cessi del domo come uno si spriga da no prima cessi e questo sprigo è in dome mamma mia i gesidanti fatto 3 o 4 volte su conto di questo sprigo con questa fantasma no è troppo bello mi piaceva troppo ogni volta che entro in s'apposento in questo sprigo di no povrageri povrageri non deve essere sapere a me po primo non sei giovanedda po primo non sei un mezzo spollinca e po primo non sei bagadia sei anzianotta a Parradindi in domo tua chi se no dice su para no è come noi si innanti il film fa vedere su chi si ammaniande come no de so straballo nuovo chi si tutto apparizzande no certo dunque van novidades, cosa nuova sa. Van novidades, sì, come te narras tu, van novidades, mi piace. Tengo 2 traballos che mi piacciono e mi giuano, 3 traballos che mi piacciono e mi giuano e duollo pottai a giro, no? A dove uno è uno conto che ha poi scritto io, è uno conticello breve e ma da pragi a dove vai a reading come te ne leggi però in maniera drammatizzata a due leggi e è una specie ed è giallo a sfondo archeologico poi a me mi piace me questa archeologia se ho appassionata non ti comprendo nulla però se ho appassionata e questo è ma da Praga dove vai a puntate bello 3 puntate 3 incontri con sa gente e deus in nostra storia poi che mi piace ho lunai una cositella mancai pitticca però da ho lunai a commentinai e questionendi dell'utilizzo che si va di archeologia in questa isoletta nostra che noi teniamo un patrimonio ma da pragi a questione di questa cosa pago ma se Nanni una cosa che mescamente a dire de oggi è d'importo che noi si di questa archeologia intendiamo far vedere da chiesi siata no? Però in me d'Argalu conosco un po' tutti i siti archeologici che in Sardegna si uno bindata in cada punta e locco brava vinza troppo no è mai troppo ma
E in prusu però non lo valorizzamus e noi sproprimus quando andamus, anziamo su prasu mureddu che lughettamus, no amus una cussenzia de a beru desimportanza soro e dunque finza si andava a vedere in una certa maniera forse si interessa de prusu e intrammenzu s'argumento, no? Stia si proprio ponendo su idu in una piaga purulenta narauso poeta e Deus Grescia fortunata a meda Seu Grescia in un ambiente sa cosa di archeologia è valorizzata a meda. Poeta adesso Grescia con uno su presidi della scuola mia media vi appassionato via macco questa archeologia isso e quando mancata all'incuno insegnanti in luogo di cerriare su sostituto come su supplente e fadia sa lezione isso si poneva isso e si poneva a raccontare e a cantare quanto tanti dei logos di archeologia della Sardegna si fa dire no comprendi come dico questa lì no troppo bello esatto proprio inghizzava a fare conoscere questo mondo parallelo certo. E adesso cresce di Aici proprio appassionata poeta questo preside ha trasmesso questa passione no? Come andammo innanti con i anni pensiamo ma poi questa gente non è appassionata di questa cosa e questo è un pensamento che mi arriverà sempre in coro comprendi? E per questa ragione che mi sono posta a scrivere questo contigetto, uno dopo portato da un editore che mi ha detto non è proprio scritto molto bene perché questo è molto, dovresti rimpolparlo un po' di più. Dopo no, ascolta, questa è la cosa che io scrivo, perché te non sei scrittora, te sei un musicista, cantanti, su che vazzo, però questo pensamento di questa problematica narauso mi piace, ma da piace a trattare con questa gente e portare questo reading a reo. Sicuramente è un'idea bella. Ma da piace, dopo già fatto, dopo già sperimentato, da me tanti fatto vai in su come ti dice in su museo di Carbonia museo archeologico di Carbonia e come ti sta andando? Ci fondi questa archeologa lì in Nia che mi venti su di è troppo bellissimo è una bella è bellissimo il museo archeologico di Carbonia bellissimo in quei pure ballo così spantoso e come ti sta andando la gente come te nai fidelizzata ecco. Ne ha dopo fatto in 4 puntate e punti d'orrauso e punti d'orrauso mi donava mezza soddisfazione comprendi mo dopo uno pago come tenai sciugao e dovazzo in 3 puntate ma da pragi me da dovai ti deppimus tanto merda un altro traballo invece che ten giù callenti mo e dopo vai su 18 di questo mese di aprile come si dice questa vita accesso all'Anusei in questa c'è la scuola civica di musica che organizzando una cosa troppo bellicetta uno mini festival 3 disi il 26, 27 28 di questo mese va questo e ci sei Deo che va su questo spettacolo no narauso si cerca da sottovoce e tutto in italiano dopo fatto tutto in italiano poi tannoso seuso gente bilingue a me mi piace mai da scrivere in sadro poi 40 anni dopo cantato è scritto in sadro sempre però si italiano pure shadao è bellissimo ed è meda più difficile a scrivere in italiano ti pare gai però te è più difficile dunque si scrive in italiano per me è più difficile quello che ti donavo anti scrivo cosa troppo bella certo e sa banalità
conosci come ti si narra in sardo, No, sa no, banalità. anda bene. Sa banalità e stinnia, comprendio, e ti castia a oghigello su di aici, no? E sta vero. E tu scrivi una cosa e banali, e poi tanti già questa canzone napoletana, scrivi tutto, questione di amore, scrivi tutto, comprendi? Poi questo è difficile, e devi sagattare E sta vero. una rughicella tua, è uno studio interessante per me. In Susa, scrivere in sardo, come te non è facile. No, beh, non è certo, facile, certo. nulla. Però, Susadro, come te già hai fatto dei suoi tutto fatto delle immagini, delle cose, pago per uso accanto a questa poesia. Pago per uso accanto a questa poesia. Sono d'accordo. Beh, del resto forse sì, conosciamo de prusu, o me, no, non conosciamo de prusu. Amos prusi in intro su mondo in sardo. Contao in sardo che non mancare questo contao in italiano, che è sprusa a curso, mancare a su camus viviu. Ecco, in domo, chi sono amicos. E dunque, In domo tua che sei sensato? Eia. No, in domo e mia dunque no. che su sentido un amusu dessa limba, forse si este un mondo prusu poetico. Vabbè, babbo mio è per i poeta e scrive sardo, forse è per il cusso, no? Però, insomma. Gente fortunata ci intendo. Beh, sono poeta, secondo me ne sono un altro livello. Sì. Cusso, vabbè. Vero? Sa poesia è stato un'altra cosa. Non si può a bisumeu, non si può vivere senza sa poesia, ma penso che no, sa poesia aiuta da s'animo a si indivesare pago di questa vero. di questa gravità narrata. Sono d'accordo. Però tocca da te in sogo po' da gattai. Tocca da te in sogo po' da Ha gattai. ragione. Ha ragione. Poi ta che tu non teni sogo, bisi scetti sa cosa legge. Sta vero. Sta vero. E che i sesi sempre critichendi su di chi è sul mondo tu, non da bisi sa cosa bella. Ed è essa cosa bella che fa questa poesia. Sì. Che bisi su bello della vita. T'accosta sa questa poesia. Sono d'accordo. Chi sei sempre concentrata, poi in sa cosa leggia, sa poesia, cioè sa poesia dessa cosa leggia. È difficile, È mera difficile. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Ascolta, e tanto per tornare a su discorso che abbiamo fatto in principio di questo legame forte entre musica e poesia, cantano su una terra cantone. O te querer facere. Sì, si canta una canzone in italiano. Si canta una canzone in italiano, posso introdursi, dopo tu sì. Che è de gusto, ha entregusto un spettacolo nuovo che stiamo vedendo sottovoce. Tenia da un altro titolo prima questo spettacolo, però Duolo Serie a 10 sottovoce, poi tas cose che si nanta. Funti di questo si cantare pago in intimità, funti tutto canzoni di amori. De amore, de museo, sempre precongiata, de cantare canzoni di amore. E da potente io sempre precongiata, non riuscivo. Questa specie di pudore, non riuscivo. Invece mo mi piace proprio cantare canzoni d'amore, poi da amori è una cosa variegata, non è una cosa scelta, comprendi? Cioè, ci sono tanti, come te nai, nuance, varietà proprio di amori. S'amori per me è tutto, s'amori per gli altri, s'amori per uomini, s'amori per s'amori mio, s'amori per il suo traballo che faccio. Cioè, è fonti tanto, no? Ed ognuno porta sa, come intendere, sa caratteristica sua, sa poesia sua. E questa canzone si serio che si bazzo in modo si serio, si canto. E si seria lassù. È una cosa de amori Sublime. che non è de passione, una cosa sublimata. Esatto, esattamente.
Bene. E da vazzo, questo traballo no, do vazzo con questo musicista, sa che mi piace troppo, e fonti Nicola Cossu, che suona sul basso e sul contrabbasso, e Giacomo Deiana, chitarrista de Cossu. Infatti spero che non mi intendi suonare 10, poi insomma ci faccio una virgoletta proprio di questa legge, però tocca traballare noi pure. Come si fa? Antonio Pisano, batterista, con questo tamburello, però è bravo. È bravo. E su in quartetto di Aici e vado su questo spettacolo. Dopo vai, manca in Castellovoro. Insomma, Mese Maria, però. Ma mi devo questo non mi srepi, ma sinceria, lassù è tutto in italiano. Che ovesi si faccio questa traduzione? Non riuscivo. Lo comprendesi si italiano, no? Lassù, dove i pensieri sposano le nuvole, lassù tutte le cose sono più romantiche, è lì che mi piace andare a prendere parole da cantare. Il trucco è non confondere l'amore con la voglia di trovare assieme un po' di intimità. Dentro le pentole degli angeli, brodo di rime per la mensa dei poeti poveri, ma lassù, ancora più su, dove si può capire che non c'è niente da capire. Malinconia, cugina della luna, lava i calzini della poesia. Faccio un'improvvisazione. Podina will pande utopia, durava pai paradite. Dentro le pentole degli angeli, brodo di rime per la mensa dei poeti poveri, ma lassù, ancora molto più su, dove si può capire che non c'è niente da capire. Malinconia, cugina della luna, lava i calzini della poesia. Amorfaveddaude è duoso progetto e cosa schiser facendo. Binde manca tu. Su e trese, Sì, e due già vendi da Vago. È una cosa organizzata da Teatro dell'Armadio con Fabio Marcelli e Antonello Murcia. È un traballo a Zuba, è un traballo di Francesco Frisco Abate, eccetto.
sempre che ti tornamos, salutamos lo salutiamo e sempre tornando su conto che comunque questo legame tra poesia, letteratura e musica sono sempre fortemente. In italiano di ammonare il richiamo, no? Questa cosa che si intrizzina a fare. Questa è una cosa di recitazione. Sì. È di recitazione. E da fatto impari con Fabio Marceddu, si serra da Oyomma. È fatto con sul libro che ha fatto Francesco Abate, che si serra Mia madre e altri disastri, altre catastrofi. Che altre catastrofi? Chi li hanno fatto la traduzione l'hanno fatta in sardo e di fatti certo. Poi è sottotitolo. Però si commenti tu de piauso votai in Cabezuso a Olbia. E innia su sardo campidanese non è che tu comprendi proprio ma da me poi punti schizzinosi su Olbiese sono raugusto dai pago no se schizzinoso de puro non è su una critica è una constatazione Deus vatto torra italiano che secondo me porta da come tinai un'altra preziosità. Cioè in sadro è bellicello poi ti vai da a Scopio, è bello umeda. In italiano è proprio come te da pensare Francesco Abate. Fa che ridere in italiano pure, È stato un bello libro. Deus è un motta. Lo cusizzamo su di fatti, chi non l'ha letto, lo lega attacca. Ridese. Sì, poi ta questione di San Mamma che è un personaggio mitologico. È sta vero. Che poi all'anamoso proprio tutto. Uno pacco tutto usar mamma su un gai, dai. Pruso manco. Questa maniera di entrare in sa vita de sorfizzo orlana e di criticare, di narrare, insomma, è particolare. E il sicuro attenti come te sa intelligenza de castiare proprio i particolari del suo comportamento di questa vema di smamma, sa comprende che da vigao proprio a pillu sta simpatia di questa femmina. È bellissimo meda e devo faccio San Mamma di Francesco Abate. Issa ma viu pure vai in digia. Questo ti queria pedire, ma issa la bidu. Ma viu ma no, che ne mi castia mai so cosa di aici via furriata de satravati. No, bravicia, poi te vai su caratteri mio, ci ho di caratteri. Ah no, di aici. Mi ha fatto troppo ridere. Simpatica. Beh, dai Zucchi contata Francesco Abate. È bravo me da scrivere, mi piace di essere. E adesso questo spettacolo si può andare a giro con Fabio Marceddu, Teatro dell'Armadio e sei contento, voi si spaziamo sul noso, povremmo. Questa è una cosa importante, no? Certo, si spaziare. Sei contento? Cioè, questo è bello poi mi spazio, meda. Poi proprio su testo di poi recitare è bello come è scritto. Con su spettacolo di canzoni mi spazio a tutto voi poi primo mi piace a suonare con i musicisti su cosa mia infatti sì. E poi secondo mi piace di diczionare di amori in un momento storico un momento gusto che sia tutto che rendi e mi piace di diczionare di amori proprio poi a questionare sempre da guerra accaba chi conosce questa guerra e fa adesso uscite guerra invece tocca da questionare meta di amori poi vai a amore fate l'amore non fate la guerra ragazzi fratelli alleluia no sono d'accordo hanno il bisogno di che si revinza da questa tristura che da una paio anni secondo me siamo un po' più tristi o è una sensazione no ascolta questa cosa del su Covid state lasciando questa cappa no e dunque è giusto però a ridere a zicco tocca darci da bogare sono d'accordo devo mi sei accattata che manca de pago però sa tradimi disaccattata
che con questa cosa questa tristura di su Covid, questa tristura di su Covid, mi vemo come te ne crogiolando nel dolore. No, basta, non andà bene. Basta. Tocca da gattare, è arrivato verano, dai. Dai, no, ma difatti, sì, no, io sono d'accordo, ma vinza tu hai sempre i scantone, se affrontavo argomentos, vinza sa zicu difficile, però sempre in una maniera allegra, in una maniera ironica, e dunque forse scuso affrontare sa vita con ironia. Essa cosa menzusu a bisumeu, che a borta come in italiano non ci prendiamo troppo sul serio, no? E invece a borta sto capire di essere anziché deddu prusu. Tocca da sindifrigai. Ecco. Tocca da sindifrigai, devo tante cose. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Poi quando ti indifrigas, no, se questione di avveras, non sia scherzo. Quando ti indifrigas delle cose e mandas pure a cagare sta gente che ti piglia da conca, se si intendi su dei spettatori, e le cose alleggias de sa vita ti cavanta, no, non s'accadраncanta, non s'appiccicanta, no, andanta, comprendi? Mi succede questa cosa. Vabbè. Ma proprio come ti vai in Scagliaritano, se no che vai in 10. Ma vai, ma non mi indifriga nulla. Tocca da s'indifrigare. Sa vita, tieni un scante cose belle. Sì. E mancai in disgrazia, mancai me cose alleggias. Chi lui accurza a soco e bisi sa cosa buffa. Brava. Chi sia sa tua. Sì. Sa tua è più come intendai, è più legge da castiare, no? È più tostata da cattare. Però a su manco sa cosa buffa di s'amico tu, de sorri tua, di questo che accanto a tu. Sa cosa buffa. Sì. E ti concentra su cussa, in cussa. E bisi sul no, sono d'accordo. Come il lato ridicolo della situazione, di ogni cosa. Cioè, diamo disacattata che vemo proprio crogiolandomi nel dolore, nella disperazione di questo sensazione, questo sentito di questo. Sta bene. Su Covid è andato. Basta. Sì, difatti sì. Pensate a altra cosa, e mancai sguerras. Facciamo l'amore, non facciamo la guerra, alleluia. Mancai sguerras, non fai da varrai concentrato senza guerra, non fai di. Vai a forza, cica, fai a ti contrari, come diceva mia zia, la sorella di mia nonna. Depisi vai a tu contrario. Besisi, andas, cica, sa gente che ti vai a riri. Mancai riesa de tontidazzi. Non li vai nulla, depisi a riri. Quando s'anima tua come intendai, si convinci di che arrivi, fai il profetto, fai questa digestione buona, proprio vai dotto, vai bene, s'appetito. È un'altra cosa. E Deo come ti conto una cosa, Deo insomma ha studiato in Casteddu e so barrata me da anni in Casteddu, ha traballao a Normede in Casteddu, è una cosa che proprio mai so resessia a digerire, noi li namu sisaia, le blatte. È una cosa che Deo in nugolo non volana, in ocche volana. Questa nuoresa via sapretta, vivendo in vita mia c'è tutto. In noi c'è saperi planeta, per il planeta. Quando poi a Pintesus a Cantone tua. Cosa mia? No, dai, l'almio diversamente questa sisaia in Castello, chi bisogna in tu, chi ti entravano in tre domo e tu cada cosa che chircava. Dai, quando a Pintesu questa cantona sempre spronare. Vabbè, mi va che ne sempre a zicchi schifo. No, devo fare la disinfestazione ogni anno. Però questa cantone sicuramente è stata una cosa, cioè quando la sapere il planeta è condannata in questa canzone pure, cioè e saprete c'è da niente, discreta fille Deo, si c'è reale.
discreta, che si parlata in musua discretamente. No, infatti sa nostra sono prusu virgonzosedda, certo. no invece scusta schi bisogni, no, che come sfacciata proprio come si sa bionda, sa comprendo. No. Arrubias. E dunque scandava, io ascoltavo questa canzone io no, ecco. Dai, l'arvidi muschino uno cruprusu. Che sa sull'era rosa, pensa scusa, se invece devi si schifo che galuoie, insomma. No, si schifo troppo umano. E dunque spronare schiaborta per una cosa, insomma, magari contate e cantate in una terra maniera, la vediamo diversamente, sempre per tornare a su conto chi aborta sa ermenzus a ridere a ziccheddu de prusu. Chi ci arrennesci? Sì. Chi non ci arrennesci? Ti dico la pastiglietta della felicità. Su dottori da Donata. Zeo a Spezia amava, Zeo sempre amava Spezia. E tanto. Povera gente, su dottore mi donai la pastiglietta della felicità. Dopo posta pure in una canzone che faccio in cui no, biccherete in cui pure di Giugana da Parrai con i barra sa che tazzeri di aici a murrus no infatti dai è bello Vinza a non si spaziare ecco proprio su chi magari in me da su traballo chi va che stu e casa questa mirata ironica e questa maniera di contare chi este funguda ma su matessi tempo profonda però a su matessi tempo ti spazia la scurta e ha sempre sorriso quando la scurta è una bella maniera di fare musica e di contare a me è un bello complimento secondo me proprio su chi in principio ti la ponau come che Dio ti vio come un cantastorie no? Senza sprocussu a me piace di contare storie contare storie si viete chiacchierano troppo chiacchierano no questa è la maniera della scontare è bello è bella e poi vabbè in sardo ti deponare a me mi aggraditi quando si conta ti sardo che è una terra maniera l'intendo preso una cosa a mea poi non sto capendo a contare in italiano ma no, sto traballo siamo bilingue sì, siamo bilingue basta cioè non fai troppo con Susadro cioè Susadro è bello, è poetico e tutto canto fai da ridi è simpatico chi depo un fuori d'un in Sadro poeta frucci di Debruso chi depo una cosa di simpatia da nau in Sadro poeta frucci di Debruso però un'altra cosa che a me magari è che tu pone sparisi a Susardu musica che non è tradizionale che è proprio tutta un'altra cosa e dunque nessuno da noi un'altra maniera di contare questo puro ecco come abbiamo inteso prima jazz latinoamericano tutto latinoamericano e jazz aggraditi questo legame però ti faccio notare che del noso della generazione mia quasi nessuno fa musica tradizionale cioè esatto sono il rock sul rock non dopo mai comprendi non dopo mai trafficare non dopo mai conosciuto e non mi piace nemmeno mi piace pago è rock su sono sul rock ma mi piace di più questa musica sudamericana e su jazz e poi pensavo i altri usano sul rock devo sul mio l'importante è questionare in sadro bene sì bene però manco i altri cioè questa musica tradizionale davanti questo si davanti proprio questa musica tradizionale i tenores questo che avanti contrabbascio i cantatori come speri un altro filone namor di questo folk pop lo puoi mormutire gai folk pop invece a me mi aggradi quando Susardo è andata a manutenta che in musica che magari non la curziamo a Susardo invece è bello all'interno
chi tu intendi, chi tu ascoltas bene, commenti questionanta is brasiliano. Eia. Quando questionanta in sardo, in italiano, parenti de bidda mia, de derrava, anzi, fonti tutti un po' squartaraus, 10, 9, Rossell, no, 10. E devo poter ballare un meda con un brasiliano, se no, quando abbiamo visto che era giovanetta. E poi mi piace da me questa musica brasiliana. E traballiamo con questa gente brasiliana e quando questionanta in italiano, questionanta 10. E cantendi, io avvio, intendio, che Susadru sa sembillata a meda. E tu l'hai fatta questa operazione? Perché cantate Susadru a sua maniera brasiliana. È troppo bello. Poi ti ho iniziato facendo in Sadru una canzone brasiliana che via é pau, é pedra, é o fim do caminho, o resto de toco um pouco sozinho. E dopo posto una canzone, una via stroca in Sadru. Antonello, Antonello, suona su campanello, suona bella forte che si intenda in corte, a corte do tu eri, mamma mia viveri, mamma mia incantata. È fruciata, curriata, no? Sa lingua in E appunto, no, dopo tu vai facendo cosa mia, musica cosa mia e tutto, in questa... con questo zono e ci si partia. E poi fatto sul primo disco di Eric. Infatti, sì. Come si acaba sul tempo. Storia traiettoria. Storia traiettoria. Sentito Rasa Domo. Piragotta, Piragrua, nava su Dizzo, no? Salutiamo chi nos ha ascoltato e bidu, vinzas a como, tornamur gracias. Tornamur gracias a Rossella che è stata qui noi e che ha contato e cantato qui noi. E noi vediamo a questo appuntamento inveniente. E non lasciamo che un'improvvisata di Rossella. L'improvvisata che è legata sempre al suo spettacolo in italiano che dopo vai. C'è questa canzone che mi piace, che vai 10. Senti bene, Da un punto di vista estetico, non è che io sia un granché, però sono simpatica. Da un punto di vista intellettuale, non sono neanche messa male, poi so bleffare. È solo con te, è sempre con te, è sempre solo con te. Mi sento stupida,